Una scritta in arabo alla base del campanile di San Polo e ancora quella in italiano, più Islam, meno comunismo, apparsa sulle pareti dell'ex sede del FOD a Vittorio Veneto. I carabinieri indagano sui due distinti episodi, impossibile non far caso a quelle parole dopo gli attentati di Parigi. A San Polo gli stranieri costituiscono il 18% dei residenti, la scritta sul campanile risale a 3 mesi fa, niente a che vedere con le tensioni degli ultimi giorni, ma non per questo l'episodio era stato sottovalutato. Il sindaco aveva informato le forze dell'ordine e fatto tradurre i caratteri arabi. I due termini sono una la parola Uea, che significa torre, che significa castello, la seconda è Maghreb, che significa Marocco. Ma fonti ben informate di persone che possono leggere anche un po' più in là ci dicono che un possibile significato potrebbe essere anche preghiera della sera. Potrebbe avere un significato per la comunità marocchina forse o altre comunità che noi abbiamo in paese, ma non appare come nulla di minaccioso. In paese non ci si allarma più che sia un gesto di maleducazione, dicono, lo affermano gli stranieri stessi. Sì, non va bene così, veramente non va bene. Deve anche il genitore guardare queste robe. Viviamo qua tranquilli, hai visto là. Se uno che fa così fastidio non piace io non piace veramente. A Vittorio Veneto comparse tra sabato e domenica scritte sull'ex caserma Gotti, danneggiata la statua di Sant'Antonio contenuta nella nicchia. Non un obiettivo a caso, visto che era stata indicata solo pochi mesi fa come possibile centro di accoglienza per i profughi. Anche per questo, pur senza sottovalutare la cosa, c'è cautela nell'attribuire il gesto a una mano islamica.